Questa grande scultura raffigura appunto un volto umano che misura circa 7 metri di altezza e 4 metri di larghezza. Il gigantesco volto venne subito interpretato come l'effigie di Cristo. Secondo questa teoria il volto potrebbe essere stato scolpito per volere dei monaci benedettini della vicina abbazia di Sant'Andrea a causa di un voto per la conversione al cristianesimo degli abitanti della valle. Una leggenda locale afferma che una volta all'anno quest'ultimi si recassero davanti alla scultura per venerarla. Altri studiosi attribuiscono il volto megalitico di Borzone al Paleolitico superiore, cioè risalente da 20.000 anni 12.000 anni fa.